È mercoledì 19 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Cominciamo con la cronaca, un'ultima ora, una strage senza fine, quella dei migranti, 6 cadaveri recuperati al largo di Lampione, siamo a Lampedusa, dove sono in corso le ricerche di una quarantina di altri migranti. I 10 superstiti dicono eravamo partiti in 56 da Sfax. 6 cadaveri recuperati, 10 superstiti che ricorderanno a lungo la traversata dell'orrore ed un dramma dell'immigrazione che non conosce fine. Il canale di Sicilia si conferma crocevia di morte, con le coste siciliane miraggio per chi cerca di approdare in Europa, lasciandosi alle spalle guerre, fame e miseria. Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno sbarcato a Lampedusa i 10 superstiti di un naufragio che sarebbe avvenuto in più riprese e 6 cadaveri, tutti uomini, già portati alla camera mortuaria del cimitero. Al largo dell'isolotto di Lampione, le motovedette hanno primo soccorso un gommone semiaffondato sul quale c'erano 6 uomini e 4 donne. Subito dopo lo sbarco al Molo Favarolo, 2 naufraghi sono stati portati al poliambulatorio e poi trasferiti all'hotspot. I migranti hanno riferito di essere partiti domenica notte in 56 da Sfax, Tunisia, con un gommone. Dopo meno di 24 ore di navigazione, mentre erano in acque internazionali, molti migranti sarebbero caduti in acqua, forse a causa del mare agitato. Se il racconto dovesse essere confermato, a conti fatti, all'appello mancherebbero una quarantina di persone. E adesso torniamo invece ad occuparci della morte dei 3 braccianti agricoli di Adrano, morti durante un incidente stradale avvenuto a Carlentini. A causare diciamo, l'impatto che poi è risultato fatale, lo scoppio di un pneumatico del mezzo sul quale viaggiavano. Nella giornata di oggi i funerali e il lutto cittadino. Potrebbe essere stata una tragica fatalità, il che escluderebbe la distrazione, l'alta velocità o il sorpasso azzardato. C'è un testimone nel drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 194 nei pressi dello svincolo Cannellazza Carlentini nel Siracusano, in cui sono morti 3 braccianti agricoli di Adrano che erano a bordo di un minivan finito contro un furgone cassonato. Si tratta di un avvocato di Siracusa che negli istanti precedenti all'impatto, poco dopo le 14, si trovava in macchina appena dietro il furgone. Il testimone ha raccontato che il mezzo ha cambiato bruscamente direzione spostandosi sulla sinistra e invadendo la corsia opposta a causa dell'esplosione di una gomma, per cui il conducente ha perso il controllo del mezzo. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro di quel che resta dei 2 mezzi coinvolti nell'impatto. Le vittime sono tutte di Adrano. Rosario Lucchese, 18 anni, aveva cominciato a lavorare come bracciante agricolo solo da qualche giorno. La compagna è in attesa di un bambino. Salvatore Lanza, 54 anni, il figlio, ex bracciante agricolo qualche anno fa, come il padre, è rimasto vittima di un incidente stradale che lo ha lasciato invalido, costringendolo ad emigrare in Germania in cerca di lavoro. E infine Salvatore Pellegriti, 56 anni. Con altri 6 colleghi stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro per la raccolta delle arance a Francofonte per conto di una ditta di Adrano. Il comune ha proclamato 2 giorni di lutto cittadino. La vita non solo dei nostri concittadini che non ci sono più, ma il DNA di questa città è fondata su questo modo di vivere. L'incidente riapre il tema delle condizioni di lavoro dei braccianti agricoli costretti a sacrifici enormi per portare a casa un tozzo di pane. I braccianti che si alzano la mattina alle 5 affrontano una strada pericolosissima, diverse strade della morte e poi non si sa se si ritirano a casa come abbiamo visto ieri. Ore drammatiche per i lavoratori in Sicilia. Nell'isola infatti si sono registrate altre 3 morti bianche, una a Monreale, una a Caltanissetta e un'altra ad Augusta. E allora andiamo subito da Lorena per leggere i quotidiani, partiamo proprio da questo fatto, dall'ennesimo incidente, di fatto poi mentre si andava, anzi si rientrava dal lavoro stavolta. Sì, lo troviamo naturalmente in tutti i giornali, ma lo andiamo a approfondire sul quotidiano La Sicilia. Vedete qui le foto delle 3 vittime, di cui appunto un 18enne. Abbiamo parlato di tragica fatalità per lo scoppio di questo pneumatico, ma c'è il racconto del figlio di una delle vittime, Salvatore Lanza. Suo figlio Gianluca lunedì sui social ha scritto e ha ricordato un amaro episodio che lo ha legato al padre. 4 anni fa è successa la stessa cosa a me, oggi è capitato a mio padre. Gianluca, anche lui bracciante agricolo, si riferisce al grave incidente in cui rimase ferito. Oggi vive in Germania e difatti a conferma che forse non c'è solo fatalità, andiamo a vedere su Repubblica la pista dei PM per lo schianto
l'avvenimento di lunedì è che la gomma si è esplosa ma per scarsa manutenzione, ed è su questo che adesso si concentra l'indagine per omicidio stradale, che già rimane senza indagati, ma nei prossimi giorni lo scenario potrebbe cambiare. La procura nominerà infatti i periti per esaminare le condizioni del pulmino di proprietà di un'azienda di Adrano per cui lavoravano le 3 vittime. Il furgone è sotto sequestri e sono già partiti gli accertamenti su revisione e conformità del mezzo. Non ci saranno invece autopsie sulle vittime, che sono già state consegnate alle famiglie, e come dicevamo ci saranno appunto oggi i funerali. E adesso torniamo alla vicenda dei referti istologici fantasma. Gli 007 del Ministero torchiano l'ASP ed il manager Croce. Oggi ci saranno altre audizioni. Il caso Trapani approda all'ARS. Sono arrivati alla direzione generale dell'ASP di Trapani gli ispettori sanitari inviati dal Ministero della Salute per indagare sul caso dei 3.308 esami istologici rimasti nei cassetti senza essere refertati. Il caso è esploso dopo la denuncia dell'insegnante di Mazzara del Vallo, Maria Cristina Gallo, di 56 anni, che ha dovuto attendere 8 mesi l'esito dell'esame. Sulla vicenda indaga la procura di Marsala, così come quella di Palermo indaga sulla morte di un altro paziente, di Partinico, che attendeva ancora il referto. Ormai è acclarato che erano circa 170 quelli tumorali positivi diagnosticati con mesi di ritardo. Si tratta della seconda ispezione. Nei giorni scorsi era stata conclusa quella degli inviati della Regione, secondo la cui relazione sono almeno 7 le omissioni, fra cui gravi carenze gestionali che hanno portato alla sottovalutazione del problema. Ma c'è anche una classe medica dell'ASP che lavora davvero troppo poco. In base alla relazione regionale, Schifani avrebbe avviato un'opera di convincimento verso il manager Ferdinando Croce, puntando alle sue dimissioni per evitare una lunga procedura di rimozione. Ma l'ex vice capo di gabinetto dell'assessore Ruggero Razza è difeso da Fratelli d'Italia e non intende dimettersi, e conta proprio sulla relazione ministeriale per riequilibrare la situazione. Gli ispettori del Ministero infatti non si limiteranno a Trapani, la loro visita riguarderà anche Palermo per verificare se l'allarme che era stato lanciato a luglio scorso dall'ASP trapanese sia veramente caduto nel vuoto e se ci siano responsabilità anche da parte del controllore regionale. Allora, Lorena, questa sì. è una storia che ci trasciniamo ormai da parecchio tempo, parecchie settimane. Sì, è un caso che è esploso, sì, come dicevi tu, nelle ultime settimane, e che adesso vede di cercare di fare chiarezza grazie all'intervento di questa doppia ispezione, quella regionale e quella ministeriale. Un caso esploso con la denuncia di un insegnante, Maria Cristina Gallo, un insegnante che ha scoperto soltanto dopo 8 mesi di essere malata, scoprendo di avere un tumore al 4º stadio che nel frattempo aveva prodotto metastasi. Sul quotidiano La Sicilia vi voglio leggere le parole che lei dice, perché proprio grazie alla sua denuncia che c'è un'inchiesta della procura di Marsala. Lei dice: non voglio giustizia ma voglio praticare la giustizia per il futuro, dice questa donna che si sta sottoponendo alla chemioterapia all'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Intanto, dicevamo, gli ispettori sono al lavoro, lo saranno anche oggi. È una questione che diventa anche politica, come raccontava Maglio Viola, perché c'è l'ultimatum di Schifani a Fratelli d'Italia. Che cosa dice Schifani? Dimissioni da parte del manager Croce o lo sospendo. È un ristoso vertice di maggioranza che vede appunto al centro questa partita, e al centro c'è l'ispettore Croce. Ieri pomeriggio gli ispettori si sono dedicati all'acquisizione della documentazione, in mattina invece c'erano state le audizioni. Al vaglio tutti gli atti legati alle convenzioni attivate per cercare di risolvere il caos istologici. Sono 5 in tutto le partnership attivate. La prima con l'ASP di Catania per 250.000 euro preventivati. A gennaio sono state attivate 2 nuove convenzioni. Questo per dire che il manager cercava appunto di trovare soluzioni, di mettere una pezza a questa gigantesca mole di ritardi, ma insomma è arrivata prima la magistratura. E adesso invece un'avvertenza, quella della ST Microelectronics, fra poco la sentiremo. Dopo la protesta a Palermo il ministro Urso ha convocato una riunione a Catania, ma i sindacati non ci stanno, ci convochi al Mimit. L'industria siciliana non può sparire! Presidente, è un settore strategico la microelettronica!
da Catania a Palermo per ottenere un incontro a Catania. La manifestazione di lavoratori e sindacati organizzata davanti a Palazzo d'Orléans sulla vicenda ST Microelectronics ha sortito i primi effetti con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha convocato una riunione per venerdì 28 marzo presso il comune di Catania. La decisione è arrivata dopo le richieste del sindaco Trantino e del presidente della regione Schifani e delle sigle sindacali. L'incontro, al quale parteciperà anche l'azienda, sarà l'occasione per discutere sulle problematiche attuali e creare soluzioni condivise alla luce anche della cassa integrazione per 2.500 lavoratori del sito etneo. E non mancano le preoccupazioni esternate e gridate a gran voce sotto la sede della presidenza della regione. Abbiamo bisogno di certezze e chiarimenti, dobbiamo uscire da questo limbo. Non sappiamo nemmeno il futuro che si preventivava abbastanza roseo per la nostra azienda, invece oggi il futuro è più incerto e quindi siamo parecchio preoccupati. Adesso invece l'azienda si presenta alle parti sindacali annunciando un piano di risparmi. Chiaramente noi non ci stiamo. E non si è fatta attendere la replica dei sindacati all'incontro convocato a Catania dal ministro Urso. La riunione, si legge in una nota congiunta, sarebbe proprio per il 28 marzo in corrispondenza dello sciopero di categoria per il rinnovo del contratto nazionale. Le organizzazioni sindacali tornano a chiedere la convocazione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy al fine di garantire la presenza del gruppo nella sua interezza, come da richieste precedenti. Questa vertenza è una vertenza che comunque coinvolge anche altri stabilimenti in Italia. Sì, perché la ST, ricordiamo, è un colosso della microelettronica, ma quella che sembrava una buona notizia si è trasformata in una doccia gelata, perché appunto questo vertice convocato a Catania non è piaciuto ai sindacati, lo ricordavamo, e questa iniziativa in salsa catanese non è piaciuta ai sindacati nazionali, intanto perché appunto quel giorno c'è già uno sciopero e poi perché loro volevano una convocazione nazionale al Ministero e non locale a Catania, e quindi le organizzazioni sindacali tornano a chiedere la convocazione presso il Mimit al fine di garantire la presenza del gruppo nella sua interezza come da richieste precedenti. Però registriamo comunque un intervento del governo su questa vicenda. Adesso vediamo a Catania tonnellate di spazzatura ma anche di plastica alle fiamme nella zona del Faro Biscari, una nube nera che si è vista in pratica da tutta la città, è stata evacuata anche una scuola e la zona di fatto è trasformata in una discarica a cielo aperto. Una colonna di fumo alta e densa visibile da tutta la città per un vasto incendio di rifiuti e materiale di scarto che per ore ha tenuto impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine impegnate a disciplinare il traffico e ad occuparsi anche dell'evacuazione della scuola Dusmet Dorie di via Playa. Mattinata infernale a Catania dove ignoti hanno dato alle fiamme tonnellate di spazzatura accatastate in diverse fabbriche dismesse, divenuto ormai terreno di nessuno e da sfruttare per scaricare materiale di ogni tipo. Fumo nero generato dall'alta quantità di pneumatici, plastica, paraurti, cruscotti di auto e guaine lasciate dagli immancabili predatori di metalli. Aria resa irrespirabile dalle fiamme che hanno indotto i carabinieri a fare evacuare una scuola, distante in linea d'aria poche decine di metri. Abbiamo chiamato tutti i genitori in modo che i bambini potessero tornare a casa, il plesso verrà chiuso chiaramente per motivi di sicurezza. È un piano di evacuazione ordinato? Sì, certo, noi facciamo delle prove ogni anno. Genitori e nonni che accorrono a scuola. Ho chiamato mia figlia di prendere il bambino perché aveva scoppiato con un incendio. Con mia figlia lavorare non poteva venire, mi ha chiamato me, sono andato a prendere mio nipote. Tanta la paura? Certo, un motivo per c'è. Indagini sono in corso per risalire agli autori dell'incendio. Pochi giorni fa avevamo documentato anche noi la discarica in via dello Strettoio denunciando la sua pericolosità. Purtroppo siamo stati profeti inascoltati. Lorena, ricominciamo la rassegna proprio da questa notizia di Catania e poi completeremo chiaramente i fatti regionali. Senz'altro. Intanto vi voglio fare vedere questa foto che troviamo sul quotidiano La Sicilia. Parlavamo di questa alta colonna di fumo, guardate, si vede anche da Piazza Duomo, quindi immaginate. Ma è interessante notare, sempre leggendo La Sicilia, che questo rogo ha riportato l'attenzione pubblica sull'area della cementeria acquistata da un noto gruppo imprenditoriale
imprenditoriale, l'ex CEM SRL. Che cosa aveva immaginato in questa zona che invece è abbandonata? Ristoranti, centro congressi e un parco. I suoi consulenti avevano le idee chiare sul futuro, ma purtroppo finora sono rimaste soltanto idee. Ritorniamo a guardare dall'inizio le prime pagine dei quotidiani. Ecco la prima pagina del quotidiano La Sicilia. ST si muove il governo, vertice a Catania con Urso, l'abbiamo appena raccontato, e poi questa fotonotizia con il titolo Il viadotto di Penelope. Qual è questo viadotto? È l'ennesimo cantiere in arrivo sulla A19. A luglio sarà demolito il Cannatello, era stato riaperto la scorsa estate e quindi una tela che non si conclude mai. La prima pagina del tomo di Palermo della Repubblica invece torna sulla questione dell'incidente di Carlentini, la strage sulle vie del lavoro. In Sicilia c'è il record delle vittime, i 3 braccianti morti a Carlentini, si indaga sulla manutenzione del pulmino aziendale. In aumento il fenomeno degli incidenti in itinere, cioè quegli incidenti che avvengono lungo il tragitto da o per il luogo di lavoro. Nell'isola sono il doppio che nel resto d'Italia. Qui vediamo questa fotonotizia di cui parleremo meglio più avanti, di un simpatico referendum in una scuola di Palermo per decidere se portare sì o no il grembiule, e poi ancora una notizia simpatica: la statistica del panino meno caro vince Palermo. Ma torniamo al caso dei braccianti morti, il pulmino mantenuto, la pista per lo schianto di lunedì, gomma esplosa per la scarsa manutenzione, quindi non solo appunto tragica fatalità. In Sicilia è boom di lavoratori vittime della strada, la Sicilia è maglia nera, percentuale aumentata del doppio rispetto alla media italiana. E purtroppo, come ci raccontava ieri il magistrato di Cassazione Giordano Bruno nei nostri telegiornali, gli ispettori incaricati dei controlli di sicurezza sono pochissimi, sono soltanto 30. Secondo i sindacati almeno 1000 i casi hanno coinvolto persone impiegate anche con contratti irregolari, e quindi una statistica più difficile da controllare. Prima pagina del Giornale di Sicilia ha una sua apertura. La regione difende le mance. Cos'erano le mance? Era quell'insieme di norme per dare un contentino ai vari partiti. Pronta la risposta al Ministero dell'Economia, che aveva parlato di azione anticostituzionale, nel mirino un tesoretto di 61 milioni di euro. Legittime scelte della politica, replica Palazzo d'Orleans alle contestazioni di Roma, conto i contributi spartiti in maniera discrezionale dall'Asse. E poi troviamo ancora ispettori ministeriali a Trapani, Croce sotto pressione, diremmo quasi sotto torchio. E poi una notizia di cronaca: una donna assalita e sfregiata da 2 cani per strada alla Cala. C'è anche il racconto della vittima, di quei momenti terribili. Intanto è caccia agli animali che circolano liberi e senza collare, e quindi naturalmente un po' pericolosi. Sulla Gazzetta del Sud vediamo invece, si parla sempre di risanamento e ancora polemica sull'ordinanza. A criticare il subcommissario trovato sono la sottosegretaria Matilde Siracusano e Antonella Russo. Il risanamento è quell'opera di demolizione delle baracche che esistono a Messina da oltre un secolo. Torniamo sul tema degli ispettori all'Aspe di Trapani. Croce riceve gli ispettori, ultimati in Schifani a Fratelli d'Italia, dimissioni o lo sospendo. E poi c'è l'analisi di Geri Palazzotto: adesso basta con lo scaricabarile, qualcuno paghi, perché sembra che stia succedendo davvero questo. Ancora sul quotidiano La Gazzetta, esami istologici, un vero e proprio buco nero. All'ospedale di Trapani arrivano gli ispettori del Ministero della Salute, gli scandalosi ritardi nella consegna dei referti. Il caso fu al centro di una seduta della Commissione Salute all'Arse, ma anche, lo ricordiamo, di almeno 2 interrogazioni parlamentari. E poi sulla Sicilia ci porta a Caltanissetta, dove è in corso il processo sul depistaggio. 2 generali sul banco degli imputati. Il test Riggio racconta come massoneria e servizi si sono adoperati per lui, ma sta nascondendo
nascondendo tante verità. Un collaboratore di giustizia avrebbe raccontato i suoi processi su Facebook attraverso il profilo di Giuseppe Savio, che perde le staffe con facilità perché voi, dice, non sapete cosa ho passato io, compresi i 18 anni di carcere, e avrebbe utilizzato una mail. E così vengono fuori a pezzi il mosaico di questi depistaggi. E poi torniamo all'avvertenza ST Microelectronics. Ricordiamo, è stato fissato un vertice a Catania con l'azienda per giorno 28, no dei sindacati che invece insistono per avere un tavolo al Ministero, anche perché c'è una coincidenza quel giorno con uno sciopero nazionale. E poi torniamo a Palermo perché oggi è il 19 marzo, Angelo, lo possiamo dire, è la festa del papà, che a Palermo si celebra con le vampe, questi fuochi. Ogni anno le ordinanze cercano di evitarle, ma puntualmente si ripresentano, e quindi sassi e lacrimogeni per le vampe, scene da guerriglia a Palermo, lo vediamo in questa foto, cassonetti rovesciati dati alle fiamme, poliziotti in tenuta antisommossa, i cassonetti in fiamme davanti al Civica hanno bloccato le ambulanze, ci sono stati anche vigili aggrediti, è intervenuta la polizia e quindi insomma traffico bloccato, bottiglie, davvero scene di guerriglia urbana, è intervenuto il reparto mobile per allontanare i ragazzi e permettere quindi ai vigili del fuoco di spegnere i cassonetti. Momenti di tensione anche vicino all'ospedale dei bambini, e così quella che dovrebbe essere una festa poi si trasforma nel suo contrario. A te, Angelo. Grazie, fra poco torniamo da te per la rassegna stampa, stavolta quella dai quotidiani nazionali. Nel frattempo vedo già collegato il dottore Giuseppe Giuffrida. Buongiorno dalla Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Stamattina andiamo a Siracusa. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. La giornata non ci consegna per fortuna particolari criticità. Segnaliamo le già conosciute problematiche giornaliere, ovvero sia la formazione di code e traffico intenso sulla tangenziale di Catania in direzione sud, così come anche sulla A18 DIR tra il svincolo di San Gregorio e Catania Centro, sempre in direzione sud. Sulla A18, la Catania Messina, segnaliamo la chiusura in entrata dello svincolo di Taormina in direzione Catania, mentre sulla A19 segnaliamo anche per oggi la chiusura dello svincolo di Enna sia in entrata che in uscita in direzione Palermo, con uscita consigliata Mulinello Dittaino. Sempre sulla A19 segnaliamo anche la chiusura dello svincolo di Caltanissetta in entrata in direzione Catania. Mentre sulla A18 la Siracusa Gela in esercizio fino a Modica, informiamo che ancora è previsto il divieto di transito nel tratto tra Avola e Castibile per tutti i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, sia che trasportano merci sia che trasportano persone. Per quanto riguarda le strade statali, segnaliamo invece che sulla 121, la Catania-Paternò, fino al giorno 20 marzo, dalle ore 20:30 alle 6:30, il tratto tra Valcorrente e il Bivio di Misterbianco verrà chiuso in entrambi i sensi per manutenzione. Mentre per quanto riguarda la 192, la cosiddetta statale Val Dittaino, ricordiamo che per chi dovesse percorrere consigliamo di utilizzare il percorso alternativo, cioè dallo svincolo di Agire della 19 percorrere fino a Catena 9 e poi riprendere di nuovo la 192. Come vedete oggi siamo in collegamento esterno, ci troviamo a Siracusa, all'isola di Ortigia, presente al largo Aretusa. Questa mattina la Polizia Stradale di Siracusa, in collaborazione con l'ANAS di Catania, ha realizzato nell'ambito del progetto Icaro il cosiddetto parco mobile della sicurezza stradale, dove appunto in questi 3 giorni gli uomini e le donne della Polizia Stradale incontreranno i bambini delle scuole dell'ultimo anno dell'infanzia, nonché del primo e secondo anno delle scuole primarie, e in questa riproduzione, che è un centro abitato, spiegheranno loro e percorreranno con loro e passeggeranno per queste strade in miniatura, spiegando loro quelle che sono le principali regole della sicurezza stradale. L'obiettivo qual è? La speranza è quella di trovarci negli anni degli ottimi e dei modelli di conducenti, quindi dei guidatori modelli, perché purtroppo in quest'ultimo periodo mi sa che ne abbiamo di bisogno. Dal compartimento Polizia Stradale di Catania è tutto, vi ringraziamo la linea, vi auguriamo buona giornata e buona strada. Grazie dottore Francesco Giuffrida, e grazie per questa iniziativa che coinvolge i giovanissimi. Adesso la situazione la vedete già nel riquadro a Catania, viabilità, siamo in via Vincenzo Giuffrida.
traffico diciamo nella norma per quello che è l'ora e con gli automobilisti che rispettano i semafori pedonali. Proprio per questo motivo in questo momento la situazione è abbastanza diciamo scorrevole. Vedete ci sono ampi spazi di carreggiata vuoti, non invase dalle automobili, che adesso si mettono in movimento e quindi riempiranno le carreggiate. Noi ci dobbiamo fermare, la prima sosta della mattinata, fra poco torneremo di nuovo insieme con Lorena Dolci, andremo a leggere le pagine dei quotidiani nazionali con le notizie che arrivano anche dall'estero, non solo dal nostro paese. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso andiamo da Lorena Dolci, quotidiani nazionali. E allora andiamo a vedere subito le prime pagine dei giornali. Ieri, sapete, c'è stata questa lunga telefonata fra Trump e Putin di oltre 2 ore, su cui erano puntate le aspettative di tutto il mondo, che speravano in una pace, e si è risolta in una mezza tregua, ma soprattutto in contemporanea è andato in scena il raid massiccio di Israele su Gaza, con il massacro dei civili, e quindi sulle prime pagine dei giornali la buona notizia è stata sovrastata da questa tragedia. Andiamo a vedere sul Corriere della Sera che bolla la tregua debole di Putin. Impegno comune per arrivare ad una pace duratura, ma finora è solo un impegno. Il Cremlino dice basta aiuti a Kiev. Berlino intanto approva il piano di riarmo illimitato. Su che cosa si è basata questa tregua? Stop di 30 giorni ai raid contro le basi energetiche. E sotto vediamo invece la drammatica immagine da Gaza. Israele riprende gli attacchi, bombe su Gaza, strage anche di bambini e molte donne. La Repubblica, senza tregua, qui il riferimento è appunto alla strage di Gaza, e solo sotto troviamo i 2 leader mondiali al telefono. Israele rompe l'accordo, raid contro Hamas, oltre 400 morti a Gaza e molti sono bambini. È un Ramadan di sangue, perché appunto nell'Islam in questo momento si rispettava il Ramadan. La tregua fragile si è rotta al 59esimo giorno, quando Netanyahu ha messo la pistola sul tavolo del negoziato. Il premier israeliano ha ordinato ai cacce e alle navi di riempire di ferro la notte di Gaza, cioè di esplosioni. La Stampa è ancora più chiara, perché cosa dice? L'effetto di questa telefonata Trump e Putin, il risultato è un business sulla pace. Gli USA con la fine della guerra e enormi accordi economici. Kiev contesta e dice ma il Cremlino in realtà non vuole il cessate il fuoco. Mi chiedo scusa, perché proprio su questa storia arrivano delle agenzie della mattina. Proprio Berlino accusa il presidente russo Vladimir Putin di giocare, perché ci sarebbero stati dei nuovi raid nella notte dopo questa telefonata su alcune strutture energetiche proprio di Kiev. Quindi questa è un'agenzia. Abbiamo visto che gli attacchi alle infrastrutture civili non si sono affatto attenuati nella prima notte dopo questa telefonata, presumibilmente rivoluzionaria e grandiosa, così dicono da Berlino. Ma di fatti Putin si è tenuto le mani libere sulle infrastrutture civili, perché l'accordo riguarda fondamentalmente le strutture energetiche, cioè quelle che possono avere una ricaduta economica. Infatti, dopo il titolo della Stampa, sul Sole 24 Ore, che è un quotidiano economico, cosa dice? Piazza Affari ai massimi dal 2007. Qualcuno poi guadagna sempre sulle guerre. L'Osservatore Romano riporta invece l'ennesimo appello di Papa Francesco, che ha scritto una lettera: la guerra è assurda, disarmiamo la terra, parole che però sembrano finire nel nulla. Ma andiamo un po' a vedere un'analisi di questa interlocuzione che c'è stata. È un cessate il fuoco a pezzi, scrive Stefano Stefanini, ma la pace resta lontana. Il compromesso scontenta le parti, ma viene venduto come un successo. Di certo c'è che il dialogo tra le potenze è ripartito, ma è difficile conciliare gli obiettivi finali.
E ancora qui sul Corriere della Sera, cessato il fuoco di 30 giorni su centrali e reti energetiche, una positiva telefonata ma non c'è il sì alla tregua totale, quindi la strada è ancora lunga. Nel frattempo l'Europa corre al riarmo, von der Leyen insiste prepararsi alla guerra se si vuole evitarla, la Presidente rilancia il suo piano per riarmo e boccia la richiesta del Cremlino di uno stop all'invio di armi a Kiev. E chi fa da apripista in questa corsa al riarmo è la Germania, che dice sì al debito per la difesa. La Germania è molto restia sempre a fare debito, ma in questo caso passa la modifica alla Costituzione proposta dal Primo Ministro, primo passo verso la difesa europea con Londra e Oslo. Quindi la Germania potrà fare debiti per acquistare armi. Vediamo ancora la prima pagina del Corriere della Sera, tregua debole di Putin, l'abbiamo vista. Ma andiamo invece alle pagine che riguardano le pagine nazionali. Parliamo tanto di mafia in Sicilia, si scopre che Roma è capitale anche degli affari della criminalità, di affari illegali, mitra, sangue e soldi, boss della cocaina, padroni di Roma. Avevano l'esclusiva del mercato e governavano dalle celle. Tra i 26 arrestati c'è anche il killer di Diabolic. Ieri c'è stato un blitz dei carabinieri con ben 26 arresti. E poi c'è la storia di Andrea, quel 18enne che in un primo momento si era pensato si fosse suicidato, in realtà la famiglia diceva non aveva motivi per farlo. Ci sono tanti punti oscuri attorno a questa vicenda, 170 euro per morire, caccia ai compagni della chat, in particolare a quel coetaneo che l'avrebbe istigato al suicidio. Ha speso il suo denaro sui medicinali perché si è tolto la vita con dei barbiturici. E poi un'altra bruttissima storia da Torino, Sara venduta dalla madre a pochi euro, dal Marocco a Torino, chiusa in una busta. La piccola aveva 7 mesi ma ne aveva 2 quando è arrivata in Italia. La polizia ha arrestato marito e moglie che hanno organizzato il viaggio. Praticamente questa bimba, pensate, viaggiava seduta e infilata in un sacchetto di plastica. Arrivata a Torino viene ospitata a casa di un'altra coppia che però è stata adesso arrestata. Davvero una brutta storia. E poi vogliamo ricordare ancora l'odissea adesso giudiziaria di Andrea Purgatori, che sapete è morto di malattia, ma dietro ci sono un grosso caso di malasanità e difatti i giudici cosa dicono? Fu omicidio colposo, processate i 4 medici. I PM chiedono il rinvio a giudizio per i sanitari, avrebbero prescritto terapie inadeguate al giornalista morto nel 2023. È davvero un paradosso, Angelo, immaginando quanto Purgatori, giornalista d'inchiesta, scavava sulle cose, sui fatti. E poi un'altra notizia che trovo molto interessante, perché dietro front sulla disforia di genere, sì all'uso del farmaco antipubertà. Dopo le polemiche della destra, gli esperti nominati dal governo vanno verso l'ok alla triptorelina per i ragazzi in attesa della transizione. Cos'è la triptorelina? È quel farmaco usato nel trattamento della disforia di genere che in pratica blocca lo sviluppo puberale in attesa della decisione sul cambiamento di sesso. Il nostro governo aveva bloccato, adesso questo comitato di bioetica e anche il tavolo interministeriale è invece sulla strada per l'ok. Questo riguarda sempre la politica internazionale. Ecco una notizia che ci riguarda un po' tutti, perché si va verso l'ora legale, l'ora di cambiare. Dopo la proposta di abolire quella legale, che ogni anno le due parti si confrontano, l'Europa si arrende. Il 30 marzo lancette in avanti di 60 minuti. L'Italia tra i favorevoli all'alternanza con quella solare, perché ogni anno si risparmia in bolletta 100
milioni di euro. I paesi del nord è sempre contrario all'ora legale perché d'estate fa buio più tardi e di conseguenza non avverte questa necessità. I paesi che non l'hanno mai adottata sono naturalmente quelli lungo l'equatore, come il sud-est asiatico, il Venezuela e l'Africa, perché il giorno e la notte hanno la stessa durata tutto l'anno. È stato l'Egitto nel 2023 l'ultimo paese a introdurre l'alternanza tra ora legale e ora solare, che crea qualche scombussolamento, no? Ma alla fine un piccolissimo jet fa lag. piacere avere queste giornate, almeno alle nostre latitudini, un po' più lunghe. Noi ci fermiamo qua. Angela, a te la linea. Grazie allora a Lorena, noi ci fermiamo, andiamo a vedere le previsioni meteo subito dopo i primi ospiti della nostra mattinata. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando sull'Italia ci sarà l'alta pressione in rinforzo. Vuol dire bel tempo con ampi rasserenamenti, a parte della variabilità su Sardegna e Sicilia, ma poche piogge. Sulla Sicilia quindi annuvolamenti irregolari di passaggio, al più qualche occasionale piovasco, ma nulla di significativo. I venti da est-nord-est, mare tra poco mosso e mosso. Le temperature minime generalmente a una cifra, massime sotto i 16-17 gradi dappertutto. La tendenza per la giornata di giovedì vedrà ancora un po' di variabilità, ma comunque ci saranno maggiori spazi soleggiati, una giornata nel complesso stabile e di bel tempo senza piogge. E le temperature al primo mattino saranno basse, invernali, con minime a una cifra, le massime mediamente non oltre i 16 gradi. Ulteriori dettagli, approfondimenti per i prossimi giorni scaricando l'app di Trebi Meteo. Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando la stessa cosa, diciamo, guarda queste vongole fresche di acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti, ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... la pasta devo condire. Com'è? Cari. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Allora, bentornati a Buongiorno Sicilia, i primi ospiti della mattinata. In studio ci ha raggiunto Antonio Leonardi, buongiorno, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania. Assieme a lui c'è anche la dottoressa Elisa Gerbino, che è dirigente e ingegnere dell'area tutela della salute e anche della sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre dell'ASP di Catania. Buongiorno. Allora, buongiorno. È fondamentale che nei posti di lavoro si possa chiaramente stare in sicurezza e in serenità. La vostra è un'iniziativa che diciamo lavora su due binari paralleli, sia quella del controllo che quella della prevenzione. Dottore, buongiorno ancora. Quindi vediamo di capire come sta andando questo processo che ha portato a 859 sopralluoghi. Sì, tanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito. L'ASP, il Dipartimento di Prevenzione nello specifico, svolge è l'organo di vigilanza per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma è anche l'organo di prevenzione e di promozione della tutela della salute e sicurezza. Quindi in questo doppio ovviamente ruolo
l'Ispetttorato svolge i controlli e le ispezioni in tutti i comparti lavorativi e nel 2024 appunto abbiamo effettuato quasi 900 sopralluoghi, elevando 811 violazioni in tutte le attività produttive, eccetera. E, con particolare riferimento al settore dell'edilizia, che ancora oggi rappresenta il settore a maggior rischio di infortuni e anche di malattia professionale, ma anche in tutti gli altri settori, agricoltura, terziario e così via. Effettuiamo anche tutta una serie di attività di verifiche di sicurezza periodiche su macchine, impianti e attrezzature, anche perché spesso gli infortuni accadono proprio per carenza di sicurezza sulle macchine, sugli impianti, e gli infortuni più gravi accadono proprio su questo settore, fermo restando che l'infortunio ancora che si verifica mortale, su un terzo degli infortuni mortali, è ancora quello per caduta dall'alto. Purtroppo questo è il settore dove più avvengono infortuni mortali e su cui dobbiamo lavorare di più. E là forse bisognerebbe lavorare tanto sulla prevenzione, perché avere attrezzature adeguate, avere una preparazione adeguata quando si sale su un ponteggio oppure si fa un lavoro su un terrazzo, su un tetto, bisogna essere preparati. Per questo chiamo in causa la dottoressa Elisa Gerbino, che ha, fra le altre cose, davanti un opuscolo che tratta proprio della sicurezza. È un quaderno operativo, lo possiamo fare vedere magari a favore di camera, chiedo alla regia se possono magari cercare di stringere, eccolo qua, lo stiamo vedendo, alziamolo un pochettino, ecco, perfetto, così a casa lo possono vedere, giriamolo un po' verso la camera, perfetto, così. Allora, la prevenzione è fondamentale. Quanto è importante la prevenzione, ma soprattutto la formazione anche? Sì, allora la prevenzione è chiaro che è uno degli strumenti principi per aiutare, diciamo, e tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma è chiaro che avere una formazione, così come un addestramento, sull'utilizzo delle attrezzature, sui dispositivi di protezione individuale, il cosiddetto la cintura, l'imbragatura, quelle che utilizzano gli operai per appunto lavorare nelle impalcature, in copertura, sono elementi fondamentali per poter sensibilizzare in un certo senso sia il datore di lavoro, ma soprattutto l'operaio che indossando questi dispositivi e utilizzandolo nel miglior modo, nel modo più adeguato, può, diciamo, in un certo senso salvarsi la vita e ritornare a casa. Cosa vuole dire, dottore Leonardi? Proprio per questo dobbiamo partire dalle scuole, dobbiamo partire dai banchi di scuola per educare i ragazzi alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Guardi, la interrompo un attimo perché stamattina in collegamento con la polizia stradale abbiamo sentito il vice comandante della sezione di Siracusa che ci raccontava come hanno organizzato 1 a 3 giorni un progetto che è rivolto proprio ai giovanissimi, ai ragazzi delle scuole della primaria. Perché bisogna iniziare a mettere questi semi, questo seme quando insomma si è giovanissimi. Arriveranno dei bravissimi guidatori, adesso speriamo possano arrivare con il vostro progetto dei lavoratori che seguono anche le dobbiamo partire dall'età di 12, 13, 14 anni o anche prima, quando il ragazzo sta costruendo il suo bagaglio valoriale, far sì che sia anche il valore della sicurezza e della salute propria e altrui. Ecco perché il quaderno che appunto faceva vedere l'ingegnere Gerbino e che abbiamo realizzato come ASP di Catania è proprio per le scuole, per i ragazzi. È un ebook che deve aiutare i docenti a trasferire i concetti della salute e sicurezza ai ragazzi nel percorso scolastico. Ma è un ebook, ma adesso lo facciamo vedere, vediamo se riesco, chiedo alla regia ovviamente su una delle camere che abbiamo a disposizione, magari quella frontale davanti a me, per vedere che cosa effettivamente si può vedere, cioè poi è molto semplice nel senso che è smart, è molto, diciamo, ecco, magari vedete, è anche molto intanto colorato. stiamo vedendo, ecco, lo metto così. Allora il quaderno è molto colorato, diciamo che ha una grafica di comunicazione che deve attirare. Ci sono poi dei disegni, no? Sì, che riescono a catturare l'attenzione. Però diciamo, l'ebook contiene degli inserimenti molto interattivi, nel senso che noi abbiamo lavorato oltre alla spiegazione e alla valutazione dei rischi, abbiamo inserito all'interno del quaderno
tematiche della letteratura che trattano della valutazione del rischio, del rischio biologico. Ci sono poesie di Dario Fo, ci sono poesie di Bertolt Brecht. La nostra letteratura ha molto scritto sugli infortuni nel luogo di lavoro. Abbiamo dei video interattivi della Comunità Europea che tanto ci ha lavorato e ci continua a lavorare sui rischi che accadono nei luoghi di lavoro. Quindi cosa significa questo? Che i ragazzi hanno questo opuscolo, avranno a disposizione questo opuscolo, ma potranno interattivamente, utilizzando un PC, poi sviluppare quello che è una situazione particolare che viene messa, diciamo, in atto. Esattamente. E questo è il valore aggiunto. Questo è nel senso che noi abbiamo indetto 3 mesi fa un bando di concorso alle scuole in cui questo è stato lo strumento che i ragazzi hanno utilizzato per poter elaborare dei prodotti, che adesso siamo in fase finale di valutazione di questo concorso e premieremo i ragazzi prossimamente. Non so se possiamo spoilerare. C'è anche un incentivo, no? Sì, il fatto che ci sia un premio. Ed è giusto anche questo. Abbiamo lanciato, la nostra direzione strategica ha condiviso molto questo progetto, abbiamo lanciato questo bando di concorso aperto per il momento alle scuole superiori, abbiamo avuto anche una grossa adesione di parecchi istituti scolastici che adesso stiamo proprio analizzando e poi organizzeremo appunto una giornata di premiazione. Ma anche con le università abbiamo lanciato un progetto di premiazione di tesi di laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, proprio perché vogliamo trasferire questi concetti. Ma la nostra attività, per esempio, si basa anche sui piani mirati di prevenzione, no? La legislazione regionale, il piano regionale della prevenzione prevede di realizzare dei piani specifici su settori specifici. L'edilizia, l'agricoltura in primis sono i 2 settori dove, ahimè, avvengono ancora oggi gli infortuni mortali, ma anche gli agenti cancerogeni, quindi i rischi da agenti cancerogeni che possono causare malattie tumorali, i rischi della postura e da malattie articolari, lo stress lavoro correlato e poi anche la formazione, cioè la qualità della formazione, che è uno degli aspetti fondamentali. Tutto questo ovviamente va di pari passo anche con la collaborazione, lei lo citava prima, gli istituti scolastici, l'ente università, ma serve un colloquio continuo con le istituzioni, perché tutto questo consente a voi di poter arrivare dove magari non riuscite ad arrivare. C'è una, come dicevo prima, questo lavoro in parallelo, questo lavoro in grande sintonia, che vi porta dove magari abitualmente voi non andate a fare, diciamo, questi corsi di formazione. Questa collaborazione soprattutto avviene con le associazioni di categoria, datoriali o sindacali dei lavoratori e questo è un nostro sempre orientamento che facciamo da anni. Tra l'altro la legge prevede l'istituzione dell'organismo provinciale di coordinamento che è presieduto da me in qualità di direttore del Dipartimento di Prevenzione. Noi periodicamente convochiamo le associazioni di categoria, quindi dalla Confindustria, Confartigianato, CNA e le associazioni sindacali, perché insieme dobbiamo appunto arrivare, come giustamente le diceva, laddove magari noi non riusciamo, e stiamo avviando tutti questi percorsi. Questi piani mirati in realtà prevedono un'attività di collaborazione proprio con le associazioni di categoria tramite iniziative di informazione, di assistenza, di collaborazione, alla quale certamente poi seguirà anche l'attività di controllo e di vigilanza che comunque è compito istituzionale del Dipartimento di Prevenzione. Una osservazione che faccio, che mi viene in mente in questo momento, ma i lavoratori, ci sono 2 aspetti, c'è l'aspetto del datore di lavoro che chiaramente si presta a realizzare questi corsi di formazione, i lavoratori sono pronti a recepire queste informazioni? Questo è quello che mi viene in mente in questo momento. Per quanto, diciamo, personalmente io ho un'esperienza sia di campo che di istituzione, nel senso che molta formazione è stata erogata nei confronti dei lavoratori. Devo dire che ci sono oggi lavoratori più illuminati rispetto a ieri, perché ieri magari l'esperienza del tanto lavoro che hanno fatto gli poteva permettere di dire io non ho bisogno di indossare nulla, no? Invece oggi il lavoratore è più attento e soprattutto se ha dei figli, che sono anch'essi lavoratori in edilizia, perché mi è capitato di incontrarne diversi, hanno molta più attenzione alla tutela della salute. Ecco, questo diciamo che bisogna anche saper approcciare la formazione nei confronti dei lavoratori, cioè non deve essere
asettica, nel senso la comunicazione è fondamentale nel proporre l'utilizzo dei dispositivi anziché salire in ponteggio senza essere per sbrigarsi prima, no? Quindi anche il livello di comunicazione deve essere equiparato al pubblico che tu stai anche si deve andare anche oltre quella che è la norma, oltre quello che è prescritto dalla legge, nel senso, voglio dire, c'è un coinvolgimento a 360 gradi. E si deve andare anche oltre quella che noi chiamiamo a volte le carte, cioè nel senso che a volte i documenti di valutazione dei rischi, i piani di sicurezza vengono redatti, ma in realtà poi nella sostanza non c'è. Faccio solo un esempio perché credo che sia a tutti noto quello che è successo a Casteldaccia alcuni mesi fa, dove sono morti quei 5 lavoratori, la cui modalità di accadimento è pressoché identica a quello che successe molti anni prima a Mineo, qui a Catania, dove morirono sempre in un ambiente confinato, uno dietro l'altro, perché ognuno scendeva per cercare di aiutare l'altro, rimaneva soffocato dalle sostanze tossiche e moriva. E la differenza è che allora, quasi 20 anni fa, non c'era nessun approccio organizzativo alla sicurezza, nessuno dei documenti previsti e così via, eccetera. Adesso invece c'era tutto, quindi dal punto di vista formale gli elaborati, gli adempimenti formali c'erano, ma la sostanza non è cambiata. Mancava forse la formazione dei lavoratori, o comunque in ogni caso avvertire il lavoratore che per fare questo tipo di lavoro servono dei dispositivi che sono fondamentali, sono salvavita in molte circostanze. E lavorare di più sulla percezione del rischio da parte di tutti noi. Grazie al dottor Antonio Leonardi, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, grazie anche all'ingegnere Elisa Gervino, che è dirigente, ingegnere dell'area tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASP di Catania. Buon lavoro, grazie per queste preziose informazioni che ci avete regalato questa mattina. Restiamo un attimo fermi al tavolo, non ci fermiamo, diamo la linea alla regia, fra poco torniamo con altri ospiti. Bentornati e bentrovati a Buongiorno Sicilia. Oggi è la festa del papà e noi vogliamo onorare i papà in una maniera diversa stamattina, con un pensiero sempre però a quella che rappresenta questa figura. Buongiorno all'avvocato Marco Navarria. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti i telespettatori e auguri a tutti i papà d'Italia. E poi vado a collegarmi in questo momento, lo vedo già, sui monitor, con Paolo Micali dell'Associazione Genitori per Sempre. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Stamattina noi abbiamo titolato Papà eroi al buio. Partiamo da questa frase, perché molte volte il papà sembra essere diciamo tra mamma e papà quello meno presente, ma in realtà questo papà non è così lontano. Ma in realtà oggi il papà è sempre più presente nella vita dei bambini, perché anche il ruolo e la presenza del papà in quella che è la giornata della quotidianità sta diventando fondamentale. Forse per un retaggio storico e una certa, diciamo, idea della famiglia, alcuni pensano ancora che il papà sia quello che esce la mattina e torna la sera e che poi durante la giornata debba essere tutto demandato alle mamme. Eppure oggi posso dire, senza, diciamo, difficoltà di smentita, che il papà invece diventa fondamentale perché si occupa dell'attività dei figli, sa cucinare, è un papà che sa portarli alle attività sportive, è un papà che è presente nell'ambito scolastico, è un papà che sta recuperando spazio anche laddove a volte purtroppo in alcuni casi gli viene tolto, gli viene negato. Adesso ci arriviamo magari a questo tipo di argomenti. Vorrei andare da Paolo Micali. Perché l'esigenza di questa associazione, un'associazione che nasce nel 2017, Genitori per Sempre, perché quando si diventa genitori poi lo si è per tutta la vita. Su questo non ci sono assolutamente dubbi, perché poi ognuno di noi nella vita si prendono strade diverse, però la genitorialità è qualcosa che ti resta per sempre. Sì, Genitori per Sempre, proprio perché, come ha detto lei, è proprio per evitare il conflitto fra papà e mamma. Genitori lo si è per sempre, anche dopo una separazione. E il diritto fondamentale è proprio dei figli di aver riconosciuto questo principio, che è il principio che viene sancito dalla nostra Costituzione, dalla legge 54 del 2006, che è proprio il principio della bigenitorialità.
Proprio per questo noi oggi stiamo inaugurando nel comune di Milazzo la seconda panchina blu, detta della bigenitorialità, sotto l'egemonia del nostro simbolo, che è quello di cuore di papà uguale cuore di mamma, senza distinzione di genere, perché i bambini, i nostri figli, hanno il diritto anche dopo la separazione di avere un papà e una mamma. Si smette di essere marito e moglie, ma non si finisce mai di essere genitori. Vorrei tornare di nuovo da Marco Navarria, perché quello che diceva prima Paolo Micali, molto spesso le tensioni che nascono nella coppia penalizzano i figli, e in questo, diciamo, in questa lotta di mezzo, come dicevo, ci sono i bimbi che soffrono perché magari, adesso non voglio prendere parti di nessuno, questo bambino o questa bambina vanno affidati o all'uno o all'altro. E lì manca sempre una figura, no? O da una parte o dall'altra. Sì, diciamo che non è un fenomeno che scopriamo oggi. La famiglia attraversa una crisi importantissima, moltissime coppie attraversano prima la separazione e poi il divorzio. Oggi non è raro trovare delle classi già alle elementari dove la maggior parte dei bambini hanno dei genitori separati o in fase di divorzio, e quindi la normalità sta purtroppo diventando quella dove comunque molti di questi bambini devono vivere per motivi contingenti la fase della separazione dei genitori, e non sempre queste separazioni sono delle separazioni prive di conseguenze nel rapporto che loro hanno con i bambini e con i genitori, perché i bambini vengono travolti da queste dinamiche e in qualche modo diventano comunque anche strumento della guerra, che almeno all'inizio è molto cruenta spesso tra i genitori che si separano. Questo è spiacevole soprattutto perché la centralità del ruolo genitoriale nella vita di un bambino non dovrebbe mai essere messa in discussione, nemmeno dai problemi che intervengono tra due genitori. Gli adulti dovrebbero continuare a fare gli adulti anche in una situazione spiacevole e diciamo dolorosa come quella della separazione. Torniamo di nuovo da Paolo Micali, perché nel concreto la vostra associazione come sta vicino, in questo caso, ai papà? Noi stiamo vicino a tutti i genitori in difficoltà. Diciamo che purtroppo i papà sono coloro che ne pagano maggiormente le conseguenze. Queste conseguenze però vengono dettate solamente da un limite e da una reticenza culturale che purtroppo attanaglia la nostra società. Perché la legge è chiara, non ci dovrebbe essere questa distinzione dei ruoli, e invece purtroppo per problemi di cultura la nostra missione è proprio quella di svolgere una funzione sociale per far capire alla gente, ma soprattutto alle istituzioni, nei tribunali, che le figure dominanti sono due, non può essere solo una. Non ci sono limiti alla genitorialità semplicemente per un preconcetto. Purtroppo nei tribunali l'orientamento è quello di preferire la cosiddetta maternal preference, che è un orientamento senza nessuna base scientifica. Non c'è una scienza che spiega perché bisogna preferire la mamma al papà, non vengono fatte le giuste valutazioni e di conseguenza di default l'affidamento, anche se è condiviso sulla carta, formalmente poi si ha un affido esclusivo, relegando il padre a un ruolo di serie B, cioè vengono concessi al padre semplicemente dei tempi residuali. Noi siamo stanchi di vedere genitori e figli che abbiano la possibilità di stare con il padre solo due notti al mese, qualche ora il pomeriggio. Come si fa a svolgere un ruolo fondamentale come quello del padre in così poco tempo? E soprattutto ci domandiamo come mai, fin quando si è famiglie unite, il padre è una figura perfetta, e nel momento in cui ci si separa, tranne casi limite, il padre diventa un mostro, un orco, colui che deve essere allontanato. Torniamo di nuovo da Marco Navarria, perché su questo tema, così chiudiamo questa mattinata, la norma c'è, esiste. Assolutamente. Perché viene disapplicata o comunque non viene applicata nel modo che andrebbe applicata? Come giustamente diceva il papà che è in collegamento da Milazzo, la normalità dovrebbe proprio essere quella prevista dalla riforma di cui parlavamo poc'anzi. Il diritto alla bigenitorialità dovrebbe essere garantito non soltanto sulla carta, quindi diciamo prevedendo che l'affido sia condiviso, ma effettivamente garantendo uno spazio e delle tempistiche certe a questi bambini da trascorrere anche con l'altro genitore.
A volte purtroppo, e noi parliamo del 90% dei casi di affido in Italia, noi parliamo del 90% dei casi di affidamento dove l'affidamento è condiviso, è soltanto un 10% oggi residuale che dà, diciamo, un affido monogenitoriale. Ci troviamo però a dover affrontare queste, diciamo, limitazioni imposte dal genitore collocatario. Il papà spesso deve superare dei veri e propri dispetti da parte del genitore collocatario, che nella maggior parte dei casi è la mamma, perché viene in qualche modo a doversi misurare con una sorta di decisionismo quasi imposto. Non viene coinvolto in molte delle decisioni che vengono prese, nonostante appunto il provvedimento del tribunale lo disponga. La sensibilizzazione è molto importante. Io dico sempre ai papà che io assisto che la prima cosa che loro devono fare è quella di immediatamente prendere contatto anche ad esempio con l'ambito scolastico. Spesso capita che ad esempio alle riunioni scolastiche va soltanto uno dei due genitori. Ecco, questa abitudine, quando soprattutto interviene una separazione, è fondamentale da cambiare. Il papà deve essere presente in tutte le scelte del figlio. Non di rado mi è capitato di vedere dei papà che mi rappresentavano il fatto che a scuola fossero quasi in qualche modo caduti dalle nuvole sul fatto che lui si presentasse a chiedere determinate informazioni e partecipare a certe scelte che il figlio doveva assumere nell'ambito scolastico. Tutto questo deve cambiare. Gli strumenti giuridici oggi stanno facendo dei grossi passi avanti, perché al di là dell'affido condiviso si inizia a parlare anche di affidamento condiviso alternato. C'è realmente la possibilità di iniziare a proporre delle domande, anche con del coraggio da parte di chi le propone, di poter far diventare il figlio centrale nell'affidamento, e sono i genitori che ad esempio devono comunque adattarsi a queste esigenze. Idealmente pensare che la casa coniugale rimanga assegnata al figlio e non tanto alla moglie o al padre, ma facendo un'alternanza della presenza presso questa casa coniugale dei genitori. Una settimana ciascuno ipoteticamente, dove la casa rimane quella e sono loro che devono realmente, in tutto e per tutto, occuparsi di quelle che sono le esigenze della prole. Grazie. Non sono tanti questi casi, ma stanno iniziando a vedersi. Grazie all'avvocato Marco Navarria, grazie anche a Paolo Micali che dell'Associazione Genitori per sempre. Buona festa Se era possibile, sì. Volevo dire solo una cosa. La nostra associazione ha costituito insieme ad altre associazioni d'Italia un comitato proprio perché abbiamo proposto in Parlamento una riforma, una legge di natura popolare. Bisogna raccogliere 50.000 firme, basta collegarsi sul sito del Ministero della Giustizia, perciò invito tutti a poter firmare questa petizione e a raccogliere queste firme in maniera tale che quello che viene oggi perpetrato attraverso una legge che non è applicata, che viene tradita, possa essere realmente concretizzato con l'ausilio di questa nostra iniziativa. Grazie, grazie. Pari opportunità genitoriali, grazie. Buona festa del papà comunque, grazie all'avvocato Navarria, grazie anche a Paolo Micali. Ci fermiamo, fra poco torniamo con un collegamento in esterno, parleremo delle giornate FAI di primavera. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato adesso parliamo delle giornate di primavera organizzate dal FAI come ogni anno in questo periodo. Allora andiamo subito dal nostro Edoardo Sergi che è in compagnia di due ospiti. Sì, Angelo, buongiorno. Siamo in compagnia di Marilisa Spironello, che è il presidente del FAI di Catania, e col direttore della Banca d'Italia di Catania, che è Gennaro Gigante. Ci troviamo proprio alla Banca d'Italia, ora spiegheremo perché il FAI quest'anno ha scelto anche questo sito, diciamo, fra i 12 nella provincia di Catania e 23, anzi 12 nella città di Catania e 23 nella provincia di Catania, per aprirlo al pubblico, un luogo esclusivo. Marilisa. Sì, Edoardo, buongiorno a tutti. Lo slogan del FAI è "Apriamo le porte dell'incredibile", e questo è un luogo davvero incredibile perché racconta la storia più recente della nostra città, a partire dal sisma del 1693, quando gli sfollati sopravvissuti al terremoto crearono questo nuovo insediamento, San Birillo appunto. Nella contemporaneità questo luogo è un luogo in continua trasformazione, che si sta riscattando, che si sta risollevando, e che è certamente una testimonianza preziosa di resilienza. E questo edificio straordinario, questo organismo architettonico brutalista concepito dall'architetto Cesare Blasi e dalla moglie Gabriella Blasi tra gli anni 60 e 70 rappresenta
forse l'epicentro radiale più importante. Direttore, ci troviamo nel suo studio, che ho detto che è molto bello, pieno d'arte. Questa è una banca piena d'arte, tant'è che è aperta a tutti. Vediamo tanti ragazzi qua sotto, ci ha spiegato un po' quelle che sono fuori onda prima, le iniziative che voi fate proprio per i ragazzi, perché diciamo è un luogo che deve essere per tutti, per i giovani, ma anche non solo. Ci dica quali sono le vostre iniziative. Sì, l'educazione finanziaria è sempre di più necessaria e indispensabile, sono fortissime le interazioni con tutti gli istituti scolastici del nostro territorio di competenza, che è l'intera Sicilia orientale, quindi da Messina fino a Ragusa, comprendendo Siracusa e Catania. Facciamo tantissime iniziative, oggi ci sono oltre un centinaio di ragazzi che sono interessati da queste iniziative di educazione finanziaria, però ritornando al FAI abbiamo l'onore per 2 giorni, sabato e domenica, di aprire la nostra collezione d'arte, che è notevole, perché ovviamente si sono concentrate su Catania tutte le opere d'arte delle filiali della Sicilia orientale. Metteremo in mostra circa 1/5 di queste opere d'arte e sono autori importanti, cito i maggiori, Guccione, Elio Romano, eccetera, ma ce ne sono tantissimi altri. Sono delle visite guidate, momento conclusivo, sabato pomeriggio alle 17, anche un concerto con il coro della Banca d'Italia, del Centro Ricreativo della Banca d'Italia Nazionale, e con un ottetto di archi del Conservatorio Bellini, una vera festa della cultura e della musica, un'apertura verso la città importantissima per il nostro istituto. Insomma, quest'anno fate cifra tonda, 50 anni, quali sono gli altri luoghi che si possono visitare a Catania? Perché sappiamo che in Sicilia sono tanti, li scopriremo in questi giorni anche all'interno di Buongiorno Sicilia, però a Catania cosa si può vedere? Sono 23 nella provincia. Sì, Edoardo, sono 23, 12 soltanto nella città di Catania. Oltre a questo splendido sito che ci ospita quest'oggi, abbiamo anche in esclusiva e per la prima volta in assoluto i saloni dell'Arcivescovado, abbiamo il piano nobile di Palazzo Mannino a Campora con gli affreschi inediti di Giuseppe Sciuti, abbiamo l'atelier della regista Sonnino Brogna, ma anche siti archeologici di straordinaria importanza come le terme romane della Rotonda, la chiesa di San Francesco Borgia, la Villa Bonaiuto, altro episodio architettonico straordinario della stagione Liberty, insomma un'offerta che permette di fare un viaggio nella storia e nelle storie della città. Stiamo vedendo mentre tu parli le immagini di questi splendidi luoghi, però ecco, illustriamo anche quello che è questo ufficio, sia col direttore, perché ci sono tante opere d'arte, tu mi dicevi proprio qui alla nostra destra, ci vuoi descrivere qualcosa? Sì, allora intanto vi invito a guardare il pilastro in cemento armato, questo Beton Brut, che è forse la caratteristica più importante dell'architettura brutalista, e poi le opere d'arte si susseguono con questo ritmo serrato, ci permettono di fare un viaggio nella storia, quindi da Elio Romano a Guttuso, sino ad arrivare a opere un po' più antiche che mostrano questo waterfront della città di Messina con la palazzata, e poi ancora questi temi anche sacri che ci permettono di capire la straordinaria tradizione pittorica siciliana. Insomma, un viaggio immersivo e emozionale nella storia dell'arte. Direttore, qual è, diciamo, la sua opera d'arte preferita all'interno del suo studio? Sì, Angelo, poi ti restituisco la linea, faccio parlare il direttore. Sì, dai. Ma l'opera d'arte a cui sono più legato è quella di Elio Romano, che ho alle spalle della mia scrivania, perché Elio Romano è un grande autore, pittore siciliano della Sicilia più vera e più autentica, e quindi in assoluto è la più preferita. Poi per quanto riguarda una parte emozionale, la Palazzata di Messina, questo quadro è una copia di un altro quadro presente nel Museo Nazionale di Messina, quindi siamo orgogliosi di avere queste opere uniche nel nostro patrimonio artistico e le mettiamo a disposizione dei visitatori nelle giornate FAI. Angelo. Sì, volevo sottolineare come ci saranno dei ciceroni, diciamo, apprendisti che aiuteranno le persone che avranno il piacere di visitare questi luoghi, che verranno aperti nelle prossime giornate, quindi nel fine settimana, dei ragazzi che arrivano dalle scuole catanesi, in questo caso della provincia di Catania. Ben 850. 850, 30 istituti coinvolti di ogni ordine e grado, un plotone pronto a restituire bellezza, cultura, arte a tutti coloro i quali vorranno venire a trovarci.
Insomma, le giornate FAI di questa saranno 2 giorni importanti, proprio sabato e domenica. Le giornate FAI di primavera, che quest'anno, ricordiamo, compiono 50 anni. Insomma, noi invitiamo tutti i nostri telespettatori a vedere, a venire sicuramente in questi luoghi storici di Catania, e poi nei giorni, diciamo, a seguire scopriremo anche quelli che sono i luoghi in Sicilia da osservare in questo sabato 22 e domenica 23 di marzo. Inizia la primavera, ancora il tempo, diciamo, non è dei migliori, però speriamo che ci aiuti anche sotto questo punto di vista. E insomma, l'invito è a visitare questi luoghi storici nella nostra città e non solo. Grazie, allora scopriremo ovviamente non solo i luoghi di Catania ma anche del resto della Sicilia, come hai detto tu durante il collegamento. In bocca al lupo anche quest'anno al FAI e chiaramente per le iniziative che vengono proposte periodicamente per fare conoscere queste meraviglie della nostra cultura. A chi magari non avrà mai nella vita la possibilità di poter ammirare una certa opera d'arte piuttosto che un edificio, una struttura architettonica che resta chiuso per tantissimo tempo. Grazie a Edoardo, grazie ai tuoi ospiti. Noi continuiamo a parlare di FAI, delle giornate di primavera anche nelle prossime giornate qui a Buongiorno Sicilia. Ci fermiamo adesso, abbiamo le pillole di Almanacco e poi come sempre ci collegheremo con Marco Amato. Oggi, 19 marzo, è la festa del papà. Si tratta di una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo per rendere omaggio al ruolo delle figure paterne. Celebrata in vari paesi del mondo, in Italia, Spagna, Portogallo e molti altri stati di tradizione cattolica, è stata scelta questa data in onore di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e simbolo universale di paternità e di dedizione familiare. In altri paesi come Stati Uniti, Regno Unito e Francia, la festa del papà cade la terza domenica di giugno. Ma vi siete mai chiesti perché le stelle scintillano? Le stelle scintillano a causa delle turbolenze dell'atmosfera, le cui variazioni di densità e temperatura deviano leggermente la luce stellare. L'effetto è più visibile nelle stelle che nei pianeti, poiché le stelle vengono percepite come sorgenti puntiformi, cioè la loro luce sembra provenire da un unico punto. Inoltre è più evidente nelle stelle basse sull'orizzonte, poiché la luce compie un percorso più lungo nell'atmosfera e verrà deviata maggiormente. È il momento dell'oroscopo con Marco Amato, ma prima di scoprire cosa ci servono le stelle per questa giornata abbiamo un approfondimento di carattere, diciamo, cinematografico in qualche modo. Buongiorno Marco, buon caffè. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia, auguri a tutti i papà. Grazie. Allora, oggi sono con i colori del mare, dalla mia tazzina alla mia camicia, alla mia giacca, al mio supporto, quindi è proprio del mare che vi volevo parlare, ma in forma cinematografica. È uscita la quinta edizione di Mare Fuori. Mare Fuori ha letteralmente stregato le piattaforme e quindi le ha rese assolutamente affollate di visitatori in attesa di questo evento della quinta edizione di Mare Fuori, che è stato lanciato proprio il giorno 12. Questo ha comportato che la piattaforma è stata inservibile per 40 minuti perché sono stati talmente tanti gli accessi da fare crashare il sistema. Quindi pensate come è stato atteso. Il mare non è solo un titolo in questo caso, perché è fortemente presente la simbologia di Nettuno. Nettuno è sicuramente il dio del mare, greco, lo sappiamo, ma i grandi poteri, le potestà di Nettuno abbracciano anche qualcosa di molto più turbolento, come le stelle appunto che riverberano, ovvero il senso dell'esilio. Vi ricordate per esempio Ulisse a cosa fu condannato per aver accecato Polifemo? A vagare in esilio prima di tornare nella sua Itaca. Era proprio il dio Nettuno, il dio del mare, il grande punitore. Era anche quello che metteva in prigione
religione e trasformava, metamorfizzava per meglio dire, in forma teriomorfa i fanciulli e le fanciulle che commettevano empietà, ovvero Scilla e Cariddi, sempre per citare qualcosa di Marino, una mostrificazione di due fanciulle che sono state appunto le guardiane dei mari proprio del nostro sterretto di Messina, ma anche Medusa, Lamia, le arpie, sono tutte creature mostrificate proprio dal dio dei mari, che ha anche a che fare con l'esilio e la lontananza. E ora parliamo un po' di stelle, perché è sempre Nettuno che ci parla oggi in una maniera un pochino più ampia, proprio perché il Sole si congiunge a questo pianeta in Pesci, nei gradi ultimi dei Pesci, perché Nettuno giorno 30, dopo 14 anni, andrà in Ariete, il che significa che oggi sarà un mare emozionale. Nettuno è pianeta delle emozioni più profonde e anche delle arti. Quindi cosa succede sulla ruota zodiacale? Per Ariete è una giornata piena di emozioni e sono proprio i sentimenti che stanno prorompendo nel suo cuore, nonostante abbia dubbi, ma nulla lo fermerà dal tornare ad amare. Toro, questa è una congiunzione a voi compatibile proprio perché vi addolcite, quindi la vostra staticità, il vostro bisogno di sicurezza permetterà anche ai sentimenti di mettere in discussione qualcosa. Gemelli, questa per voi è una quadratura che vi confonde un po' e che vi mette nelle condizioni di non essere proprio brillantemente comunicativi come al solito. Capita anche a voi di confondervi. Cancro, per voi è vantaggiosissima perché è un bellissimo trigono, quindi godete della profondità dei sentimenti nettuniani, ma per voi Cancro questo è un monito, ovvero un trasferimento, qualcosa che ha a che fare con un cambio di logistica, sembra delinearsi all'orizzonte. Leone, la vostra giornata oggi con questa congiunzione Sole-Nettuno è un po' nervosa, proprio perché puntate un po' su grandi numeri e su delle ambizioni lavorative che proprio oggi potrebbero subire imprevisti, ma anche possibilità. Vergine è in opposizione a voi, quindi questa vostra emotività potrebbe essere manifestata dal Sole in una maniera un po' più dichiarata, più prorompente, anche voi più sciolti, e vincete con la dolcezza, mentre invece i Bilancia oggi hanno un riferimento assolutamente confusionario nelle loro cose, soprattutto in quello di cui si stanno occupando per adesso lavorativamente. Qualcuno oggi potrebbe non presentarsi a qualche appuntamento. Scorpione, potentissima per voi questa configurazione, vi trovate fuori, lontano, a viaggiare, ma con i sentimenti e con l'amore. Sagittario, quadratura per voi, quindi un po' difficilotta, qualcosa che vi confonde ancora un po', ma qualcosa che vi promette un bellissimo viaggio come piace a voi. Capricorno, per voi rappresenta un po' di chiarezza in quella confusione che avvertite per adesso sentimentalmente e lavorativamente. Voi siete degli assolutisti, quindi quanto mai ottimo questo aspetto perché vi chiarisce dei dubbi. Acquario, ha tutta fantasia per voi, proprio perché è nella casa della visione, il segno dopo di voi, quindi vedete Nettuno come un'ispirazione, tutte le arti sono a vostra disposizione. Pesci, che dire, siete il segno che per adesso ha i transiti più forti, potenti e significativi, che segneranno un'epoca di conquista, ma anche di inizio per tutt'altra realtà emotiva, sentimentale, ma soprattutto carrieristica. C'è anche Saturno, non solo Nettuno. E detto questo, rinnovo gli auguri a tutti i papà del mondo e auguro una splendida giornata a tutta la Sicilia. Buongiorno Angelo. Grazie Marco, a domani. E adesso noi andiamo da Lorena per chiudere come sempre con una curiosità. Sì, e questa volta la curiosità ci arriva da una scuola elementare di Palermo dove sono in corso le votazioni per decidere grembiule sì o grembiule no. In realtà è grembiule sempre o grembiule al bisogno. Guardate questi bimbi che hanno creato loro stessi con le loro manine le urne, le schede elettorali, il voto era fatto con dei disegnini. C'è stata una vera e propria campagna elettorale con tanto di slogan, guardate, un vero e proprio esercizio di educazione civica. Volete sapere com'è finita? Non ve lo possiamo dire perché le elezioni sono ancora in corso, si votava 2 giorni come delle vere e proprie elezioni, poi ci sarà lo spoglio e poi dunque i risultati per sapere se ha vinto la fazione del grembiule sempre o quella del grembiule al bisogno. E tutto è nato perché faceva caldo e il grembiule era un doppio insomma indumento e
veniva pesante da portare. Le maestre hanno raccolto queste indicazioni e hanno fatto questo bel esempio, altro che educazione civica, no? Grazie Lorena, ci fermiamo qui per oggi con Buongiorno Sicilia, vi lasciamo con una grande canzone del grande Pino Daniele. A tutti l'augurio di una buona giornata. So pazze e voglio essere qui, voglio uscire fuori da casa mia. So pazze, c'ho il popolo che mi aspetta. Scusate, vado di fretta, non mi date sempre ragioni, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone e lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzi. E sono pazzi. Oggi voglio parlare. I sono pazzi, si sono da stare armatura, metta tutto in faccia amore. I sono pazzi, ma chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello? E non sono meno amato, sono pure diplomato, e la faccia nera